Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Bentrovati, ultimo appuntamento con Brescia in tavola di questa breve stagione. Grazie per essere in nostra compagnia anche oggi. Lei si alza, fa tutto, poi c'è un po' vanitosetta. La speranza è l'ultima a morire. Sì, però c'è anche da dire che la televisione forse un po' ti rende bella anche le luci. Vedi Barbara D'Urso quando fa la TV, che c'ha ste luci, ste cose, che riflette. Voglio che più una luce così. Vuoi anche tu una luce così, pronta e accontentata. Guarda, guarda che bellezza! Anche tu così rendi bene al buio, parla. Ma chi l'ha inventato questo? L'ha inventato te. Cosa? Motorio un gana sutario. Anche al buio, non te vergogni. Gana sutario. Cioè? Non so io cosa è il gana su. Che vergogna, che cos'è? Ma che bontà! Ah, Federica, sono venuto alla gelateria, anzi alla prima gelateria sotto zero a Roncadella a cercare aiuto e l'ho trovato nel signor Giuseppe. Giuseppe. Lei il dialetto un po' lo capisce? Direi di sì. Oh, bravo Giuseppe, fa il caso mio. Il Ganasù, è il Ganasù, sganasù. Ma che cos'è? Può essere uno sciafù, un man rovescio, una sperlassa, tutte quelle cose lì. Ah, qui non è una cosa bella. No, direi di no proprio. Federica, ma che mi dici? Ma e lei, voglio dire, ne ha mai dati o ricevuti di sganasù? Assolutamente no. E sono convinto di questo. Meglio così. Vabbè, che fa di bello lei nella vita, signor Giuseppe? 16 anni di pensione. Ah, che bellezza. E prima sugli alberghi. Quindi, in alberghi non si parla dialetto. Come tutti noi gardesani. Origini gardesane anche lei. Gardone Riviera. Che bellezza. Va bene, grazie. Si trova bene con la cremeria, la gelateria prima? È il massimo. Bello, vero? Venite pure voi a trovare Cristian e i suoi collaboratori qui a Roncadelle, prima gelateria sotto zero. Lo vedi? E capì che lui la sa io, se Allora, ti vogliamo pace. dirla sta cosa, che durante l'esterna, l'intervista, lei il Ganasù me l'ha dato per davvero. Te se le meritate, All'ultima puntata non si fanno ste cose. almeno G. L'era un po' che te la cuaete. Dai, procedimento. Allora, cos'è la composta? No, composta di kiwi. Dobbiamo dire tutto, ingredienti. non abbiamo annunciato nulla. Calma, che l'ultima puntata non tacchiamo a bega. Su. L'emozione. Allora, un chilo Cioè, di quindi kiwi. è la composta di kiwi. Sì, un chilo di kiwi freschi Un kiwi di kiwi. e un chilo di zucchero bianco. Facile. Facilissimo. Che si fa? Dovremo Vai. sbucciare, ovviamente, Chi? senza lo scorso, Sì. i kiwi che sbucciate il shaker. Pepeo. Dai, sbucceremo i nostri kiwi, li taglieremo a fette, metteremo le fette in una pentola e le copriremo con lo zucchero. Cuoceremo il tutto a fuoco molto lento, senza mescolare troppo, No. per non fare sì che si rompano tutti i kiwi, sennò si spalpognano. Esatto. La composta sarà pronta in circa 15 minuti ed è buonissima per accompagnare dei formaggi stagionati tipo grana piuttosto che il pecorino. Viene conservata nei barattoli dentro e fuori dal frigo. Poi si possono fare in qualsiasi stagione queste composte, basta utilizzare la frutta di stagione, no? Esattamente, Lo vedi? bravissimo. Vabbè, abbiamo finito questa puntata, anche la stagione, ti devo ringraziare, vieni qua che ti do un bacetto, vieni qua Federica Bella, grazie davvero a tutti voi, torneremo con Brescia in tavola, Dio solo lo sa, vedremo, speriamo. Grazie davvero per essere stati in nostra compagnia e grazie anche a Emanuele Carpella, il nostro fidato regista. Alla prossima, ciao! Buon appetito!